Dicevamo giornata politica intensa, l'assessore La Spisa ha sciolto i dubbi, ha accettato la candidatura nella lista di Mario Monti, ma oggi è partita ufficialmente anche la campagna elettorale di SEL e di Dodore Meloni. Tutto questo nel servizio di Stefano Fioretti. Alla fine ha deciso di salire in politica sposando la sfida per una più ampia aggregazione che raccolga la grande tradizione del Partito Popolare Europeo. Dopo lunga riflessione Giorgio La Spisa ha accettato la candidatura per la Camera nella lista civica Monti, dimettendosi da vicepresidente della Regione. Continuerà invece a fare l'assessore al bilancio per garantire continuità amministrativa. In questi anni ho cercato di lavorare per una terra e un popolo fantastici. Ed in un momento come quello di oggi in cui la nostra gente, la nostra terra soffre per tantissimi problemi, io credo di doverlo fare in questa occasione ancora meglio, costruendo, accettando questa candidatura, una aggregazione politica che vada verso la grande tradizione del Partito Popolare Europeo, una realtà in cui ci si possa trovare uniti, coesi e non divisi come per tanto tempo. La scelta segue la linea critica già tracciata dalla Spisa su alcune strategie del PD, come quella di rinunciare alle primarie, e sulle primarie invece ha articolato le sue candidature SEL con capilista rispettivamente per Senato e Camera, Luciano Uras e Michele Piras. Pieno rispetto dell'esito della consultazione interna, dunque nel segno di una forte autodeterminazione. Il nostro contributo programmatico sarà un contributo che parla in sardo di conversione ecologica della nostra economia, quindi per un nuovo progetto di sviluppo, di rispetto della lingua sarda e inserimento nel processo scolastico, di una nuova rapporto con lo Stato che preveda insomma, il rispetto e la reale esigibilità di una autodeterminazione del popolo sardo. E di autodeterminazione parla anche Dodore Meloni, in campo con Mary Sindomunosta da capolista alla Camera. Tutti quanti, quelli che il giorno devono rimanere seduti a casa, si alzano dalla poltrona, si alzano dalla cucina, vanno a votare per dare peso al nostro voto, al nostro popolo, perché il 25, se noi abbiamo come Mary Sindomunosta un forte adesione, dall'indomani mattina la Sardegna è cambiata.